per te. Ho gli incubi di notte, il timore che possano tornare, parla Alberto Biondo, il 33enne che domenica sera è stato colpito alla gamba con un colpo di pistola dai banditi entrati in casa a Cavallino Treporti per commettere una rapina. Dopo l'aggressione subita la scorsa settimana da un marinaio CTV interviene il sindacato lanciando un appello a istituzioni e azienda di trasporto. 2 ore di sciopero e presidi in tutta la regione sono stati indetti per domani da CGIL e UIL per chiedere ancora una volta più sicurezza sul lavoro dopo le morti di Firenze. A Spinea si apre una voragine, un camion dei rifiuti ci finisce dentro, nessuno è rimasto ferito sul posto, i vigili del fuoco. Terzo mandato, giovedì il voto dell'emendamento leghista. Non sono io il problema, ha detto oggi Zaia, pronta a correre per le europee ma anche per la presidenza del Veneto, Elena Donazzana. I carabinieri del nucleo natanti di Venezia sono intervenuti in un'isola della laguna dove era stato allestito un cantiere navale abusivo, denunciato imprenditore della zona. A Jesolo al via il 28 febbraio il tour italiano del direttore d'orchestra Diego Basso che porta sul palco l'immortale musica dei Queen, ospite d'eccezione il chitarrista di Vasco Rossi. Dicevamo le parole di Alberto Biondo, la nostra Ilaria Marchiori, il 33enne che domenica sera è rimasto ferito alla gamba in quella folle rapina nella sua abitazione di Cavallino Treporti. Un po' di dolori alla gamba, ma nella norma, ecco. Mi hanno già tolto il drenaggio, quindi sembra abbastanza bene. Resta ricoverato in situazione stabile nell'ospedale di Mestre Alberto Biondo, il bodybuilder 33enne di Cavallino Treporti, cui domenica sera uno dei 3 banditi ha sparato alla gamba, dopo che erano entrati nell'abitazione di via Pordelio dove vive insieme a genitori e nonni. Dopo il primo intervento la sera stessa ce ne sarà un secondo. Dovrebbero spostarmi a Sanonà e poi tra qualche giorno, non so quando, mi dovranno rioperare e dopo inizierà la riabilitazione. Alberto ricorda ogni istante. Avrebbe voluto fare di più, ma i banditi, che evidentemente non si aspettavano una sua reazione, nemmeno del papà Maurizio, l'hanno colpito subito. Non ho fatto ora pensare a niente, cioè volevo solo buttarli giù dalle scale e basta. Ma purtroppo, cioè, poi lui ha sparato subito, non so perché. Mi hanno messo KO subito, cioè nel senso, io sono uscito io ero in bagno e ho sentito come un ribaltamento di tutto e pensavo forse stessero litigando i miei. Esco e mi trovo sti qua davanti, cioè nel senso mio papà che sta spingendo questi e sto qua, io ero sul pianerottolo, lui era 2-3 gradini più giù e io dal primo istinto, lui aveva la pistola puntata, ma primo istinto ho fatto per tirargli gli ho tirato una pedata e su quel momento lui poi ha sparato e quindi ho perso subito la gamba e non sono più riuscito ad aiutare mio papà, ecco. Magari se il colpo non mi prendeva così che veniva su ma andava fuori dritto per dritto, magari riuscivo a stare un altro po' in piedi, ecco. Non ci ho più visto niente, cioè sono andato via dritto. È che sono stato sfortunato che non l'ho preso giusto, perché se lo prendevo giusto secondo me non riuscivo neanche a sparare. Il 33enne voleva proteggere la sua famiglia in ogni modo. Se il proiettile però avesse colpito l'arteria femorale poco più in là, lui non ce l'avrebbe fatta. L'unica roba che dicevano è fermi che se no vi sparo. Mi hanno battuto anche col calcio della pistola in testa. Nel male fortunatamente siamo ancora qua, perché se la pistolata, non so, andava più alta, ciao. Adesso comunque anche di notte mi rivedo sempre la scena. Non è facile dormire. La paura ora resta. Il pensiero è che adesso magari quando ritorni a casa la sera al buio, non sai mai, cioè vuoi sempre trovarti qualcuno, ecco, quello è il problema. Intanto si sta stringendo il cerchio intorno alle indagini. I banditi potrebbero avere le ore contate.
E dopo l'aggressione subita la scorsa settimana da un marinaio della CTV, interviene il sindacato lanciando un appello a istituzioni e azienda di trasporto. Il sindacato generale di base SGB è sul piede di guerra dopo l'ennesima aggressione subita da un marinaio a CTV alcuni giorni fa, in seguito a uno scontro con un ferryboat a Venezia alla Giudecca. Non è più accettabile, dicono, che un lavoratore sul posto di lavoro rischi la propria incolumità senza che nessuno muova un dito per impedire che ciò accada. Aggressioni che sono il frutto di politiche del tutto inadeguate, inesistenti sul trasporto pubblico locale, che da anni tagliano servizi, riducono il costo del lavoro, aumentano gli incidenti, aumentano le aggressioni, le persone, l'utenza è esasperata dai tagli ai servizi, saltano le corse, hanno sempre meno linee a disposizione, sempre meno frequenze. E esasperazione porta a queste aggressioni, che sono sempre più frequenti. I lavoratori, continua il sindacato, a parità di chilometri e orario, sono sottoposti a carichi di lavoro e pressioni psicologiche molto al di sopra di quello che avviene nelle altre aziende e chiedono quindi un intervento immediato. Condanniamo nel modo più assoluto queste situazioni incresciose e chiediamo un intervento delle autorità competenti in modo da mettere in sicurezza i lavoratori quando sono sul luogo di lavoro. Per il sindacato la soluzione va ricercata nell'aumento dei salari e nel reale miglioramento delle condizioni della normativa su cui è costruita la vita dei lavoratori anche fuori dall'orario. Questa mattina a Spinea verso le 9:30 si è aperta una voragine sull'asfalto e un camion dei rifiuti di Veritas ci è finito dentro mentre vi transitava. Nessuna conseguenza per l'autista. Sul posto l'officina mobile dell'azienda e i vigili del fuoco, oltre al servizio idrico che ha verificato che non ci fossero danni alle tubazioni, così dunque a Spinea. E a proposito di sicurezza sul lavoro, domani si sciopera anche in Veneto. A proclamare lo sciopero nell'edilizia CGIL e UIL, sullo sfondo i fatti drammatici di Firenze. Il Veneto è la seconda regione d'Italia per infortuni sul lavoro. Nel solo 2023 ne sono stati denunciati quasi 70.000, 101 sono stati mortali. E nella giornata in cui edili e metalmeccanici di CGIL e UIL hanno indetto 2 ore di sciopero dopo il tragico crollo e le morti di Firenze, ci saranno iniziative e presidi in tutti e 7 i capoluoghi di provincia della regione. Per Venezia, dove gli infortuni sul lavoro sono stati più di 11.000 nel 2023, è previsto dalle 16:30 alle 18 un presidio di fronte al municipio di via Palazzo Amestre e la richiesta di un incontro con il sindaco Luigi Brugnaro. Non è più accettabile che le persone escano la mattina per andare a lavorare e non facciano ritorno la sera. Per questo noi chiediamo alle istituzioni, alle forze politiche, alle forze istituzionali di prendere in carico questo problema e di affrontarlo in maniera decisa. Servono assunzioni, servono risposte per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e serve soprattutto intervenire su tutto il sistema degli appalti che scarica proprio sui lavoratori i costi di questo sistema. La sicurezza è un diritto e deve essere garantita ad ogni lavoratore. Servono formazione ed investimenti sulla sicurezza sia dentro che fuori dalle fabbriche. Chiediamo una migliore e costante vigilanza sul sistema degli appalti e dei subappalti e chiediamo che venga messa in atto una campagna straordinaria di informazione a tutti i livelli, aziende, lavoratori e scuole. La segretaria generale della CGIL del Veneto Tiziana Basso ha rilanciato la proposta di una patente a punti che fissi per le aziende standard qualitativi indispensabili a garantire la sicurezza nei cantieri assieme ad un potenziamento dei servizi dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro. Appellandosi anche alla società civile, il segretario generale di UIL Veneto Roberto Toigo ha chiesto uno sforzo straordinario in cui tutti, istituzioni, parti datoriali e sociali, alzino ulteriormente il livello di intervento. I carabinieri del nucleo Natanti di Venezia hanno scoperto un cantiere navale abusivo allestito in un'isola della laguna. All'operazione hanno partecipato anche gli addetti ARPAV, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e quelli del comune. Gli operatori hanno trovato sull'isola una tensostruttura senza permessi edilizi né paesaggistici. All'interno c'erano utensili, macchinari da cantiere e un'imbarcazione in legno in fase di costruzione. Il giovane imprenditore è stato denunciato. Vigili del fuoco al lavoro per una fuoriuscita di azoto in un'azienda di lavorazione metalli a Scorzella. L'allarme è scattato ieri sera intorno
Alle 22.30, a causa di una perdita da un silos, le squadre dei volontari di Mirano e di Mestre, con il supporto dell'autoscala, hanno intercettato la fuoriuscita e messo l'area in sicurezza. La vedete, nessuna persona è rimasta ferita. Ancora in corso le cause, appunto l'accertamento sulle cause di questo incidente. Voltiamo pagina dalla cronaca alla politica. C'è il tema dei temi, almeno del momento, il terzo mandato per i presidenti di regione. Giovedì in Commissione Affari Istituzionali alla Camera si discute l'emendamento della Lega, sul quale oggi è intervenuto lo stesso Luca Zaia. Non sono io il problema. Io mi sento benissimo, visto e considerato che è giusto, il Parlamento e la democrazia voteranno, decideranno. Il problema non sono io, a me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me, mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto sottoscritto. Non sono io il problema, dice Luca Zaia, quando mancano pochi giorni alla discussione dell'emendamento leghista presentato alla Camera che consentirebbe il terzo mandato ai presidenti di regione. Emendamento salva Zaia, lo hanno bollato sia alleati che oppositori. In Veneto il copyright se lo contendono Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Il diretto interessato però non ci sta. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini che hanno diritto ad una risposta che sia concreta, coerente, in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il presidente di regione, sono le uniche due cariche che hanno limite di mandati. Ma non c'è solo il fattore Zaia per quanto dirimente. Elena Donazzana, assessore di lungo corso e Miss Preferenze, è data in corsa non solo per le europee di giugno, ma anche tra i possibili candidati meloniani alla presidenza del Veneto nel 2025. Se dovessi dare la risposta vera alla Venezia o Bruxelles, è che io Venezia me la porto nel cuore ovunque io vada, e con Venezia intendo il Veneto. Non so, non credo che questo sia né una preclusione né una promozione. È un passaggio, è una tappa. Insomma, una strada non esclude l'altra, con Donazzana che chiede lealtà a quegli alleati leghisti che stanno invocando lo strappo nel caso di un candidato governatore non leghista. In squadra ci stai sempre, ci stai quando sei una minoranza e alle volte ti aspetti che la tua maggioranza sia un pochino più benevola, un pochino più generosa nel farti stare in squadra, ma stai in squadra come siamo stati noi anche quando la Lega in Consiglio regionale non ci ha dato una presidenza di commissione. Siamo lì precisi, leali, no fedeli. Fedele è il cane, il mio cane è fedele, leale è chi ti dice guarda magari io avrei fatto un'altra cosa. A Jesolo, ora dopo le polemiche sulle prime gare per le concessioni demaniali, dal presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton arriva un invito a smorzare i toni. Sono convinto che insomma il senso di responsabilità alla fine prevarrà e qualche piccola polemica che c'è stata in questi giorni verrà superata per il bene delle nostre aziende e per il bene del nostro territorio. Il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, invita a smorzare i toni delle polemiche all'indomani delle prime valutazioni delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali a Jesolo. Nel rispetto dei dettami della direttiva Bolkestein, il Veneto si è dotato di una legge che disciplina la questione. È stata una decisione di sistema, è stata una decisione condivisa con la politica a livello regionale, con la conferenza dei sindaci della costa e promossa ovviamente dalle categorie, quindi da tutto il sistema produttivo. È evidente che a Jesolo, come in altre località, chi ha iniziato questo percorso utilizzando le istanze di parte si è poi trovato in qualche occasione a dover affrontare una fase di comparazione con delle domande concorrenti, ed è del tutto evidente che quando vi è una comparazione inevitabilmente può succedere che vi sia un vincitore ed uno sconfitto. Particolarmente critico era stato il SIB, Sindacato Italiano Balneari, ma secondo Confcommercio e Federalberghi Veneto, ad esempio, non corrisponde al vero che in regione sia stato introdotto un meccanismo penalizzante. Anzi, in un comunicato congiunto, le due associazioni di categoria sostengono che il modello Veneto, se applicato correttamente, potrebbe rischiare soltanto di fare scuola in tutta Italia. Conosco la professionalità e la serietà dei nostri operatori e quindi sono convinto che appena la delusione, l'immediata delusione di chi magari in questa fase non è risultato
come dire, assegnatario di queste concessioni verrà meno, ci sarà quel senso di responsabilità e quella volontà di cooperare che farà sì che gli operatori potranno trovare un punto di incontro per dare ai nostri ospiti delle spiagge sempre più belle. Pronti a parlare anche di sanità, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per ritornare a Venezia, dove questa mattina è stato presentato un grande evento internazionale, il Forum Mondiale della Sanità. Come a Davos c'è il Forum Economico Mondiale dell'Economia, il Veneto si candida a diventare il Forum Mondiale della Sanità. Va intesa in questo senso la prima edizione del World Health Forum, che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo, presentata nella sede della regione di Palazzo Balbi a Venezia. Per 4 giorni, esperti, studiosi, addetti ai lavori di tutto il mondo si confronteranno sull'uso e sulle prospettive dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria. L'intelligenza artificiale, ad esempio, oggi è già utilizzabile per le mammografie. In alcuni paesi del mondo utilizzano l'intelligenza artificiale per identificare le mammografie che sono sicuramente negative e quindi far concentrare l'essere umano solamente sulle mammografie che hanno una possibilità di positività. Diventare un punto di riferimento internazionale in ambito sanitario è un obiettivo ambizioso, ma certo alla portata di un territorio come il Veneto, che vanta una fitta rete imprenditoriale nel settore. Il Veneto da questo punto di vista non è secondo nessuno, in modo particolare nel settore delle biotecnologie, e basti pensare anche a alcune nuove frontiere che vengono portate avanti, per esempio dal professor Gerosa, quando sta pensando di lanciare la creazione di un nuovo cuore artificiale che sarà di peso molto inferiore a quelli che oggi esistono, anche di dimensioni più piccole, creando un minore impatto. È una voce importante anche della nostra quota export, perché se prendiamo in esame tutto il settore delle biotecnologie ci collochiamo più o meno al 4° posto in ordine del settore merceologico. Allo slogan di "Il futuro della salute si incontra in Veneto", il World Health Forum conta sul sostegno e sull'organizzazione di una decina di partner, dalla regione alla Camera di Commercio, dal Comune di Padova all'università. Noi abbiamo una fortuna incredibile, si chiama università. Sono molto orgoglioso. Pensate, 72.500 studenti quest'anno, 72.500, è una città per cui una città veramente ogni anno aumentano, per cui vuol dire che Padova è riconosciuta, l'università di Padova è riconosciuta a livello mondiale, ma sono 12% di stranieri, per cui ha una PIL incredibile, sono molto orgoglioso di questo. Chiudiamo in musica con un grande evento, un grande concerto che si terrà fra pochissimi giorni a Jesolo. Arriva il maestro Diego Basso con la sua orchestra. Il mio lavoro con Brian May, il mio lavoro con Marc Martel, che è colui che ha cantato nel film dei Queen, la mia passione per i Queen da sempre, ho messo insieme queste cose per fare questo nuovo progetto. Il 28 febbraio, mercoledì prossimo, la musica dei Queen, protagonista del nuovo lavoro del direttore d'orchestra di Castelfranco Veneto Diego Basso al Palaturismo di Jesolo. Diego Basso Plays Queen, dove in questa versione con l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy, e abbiamo il grande ospite, il chitarrista di Vasco Rossi, Steph Byrne, che ha appena fatto Sanremo con Il Volo. Quindi sarà un evento particolare, è la prima data del nuovo tour che parte appunto da Jesolo, poi si svilupperà in tutta Italia, sia nel mese di marzo sia nel mese poi di ottobre. La musica dei Queen e il rock sinfonico rivisti per la grande orchestra, ma non solo. Un tour italiano che partirà dalla località simbolo del nostro litorale. Vogliamo partire dal Veneto, no? È un tour che è nato in Veneto e credo che il Palaturismo di Jesolo sia presti anche per un bel allestimento, perché sarà un nuovo allestimento di luci, palcoscenico, quindi insomma ci aveva uno spazio dove poter lavorare 2 o 3 giorni per allestire questo tour e abbiamo scelto Jesolo.
Non ho ulteriori aggiornamenti da Venezia e provincia, vi lascio al meteo, buona serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Previsioni per mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie e gradevoli, minime tra i 2 e i 6, massime sui 12-15. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, non sono attese piogge, temperature minime tra i 4 e i 6, massimo sui 13-14. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con ottima visibilità, temperature minime tra 1 e 4, massime sui 15-16. Dal meteo è tutto, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.